Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati amici dell'oroscopo anche in questo giovedì 10 marzo in compagnia delle stelle di Radio.0. Iniziamo subito con le ultime novità e diamo il via ai nostri 12 segni. Ariete, obiettivi a portata di mano nella carriera e in amore. Ottimismo e voglia di fare vi guidano nella direzione giusta e anche i rapporti con gli amici sono improntati all'armonia oggi. Una proposta di entrare in società va valutata con estrema attenzione, ricordate, potrebbe infatti risultare svantaggiosa alla fine. Toro, focalizzate l'attenzione sulle relazioni interpersonali, sono fondamentali infatti per il vostro benessere interiore, entrate in confidenza con spontaneità. Nel tempo libero coltivate poi degli interessi culturali, lo studio mantiene giovane e agile la mente, ricordatelo. Gemelli, giornata conflittuale che mette in luce le vostre contraddizioni, comunicativa e socievolezza sono ai minimi storici, frutto di persistenti tensioni questa volta. Comportamenti stravaganti poi minacciano la vostra credibilità, ma un amico affidabile vi caverà d'impaccio. Cancro, coltivate pensieri positivi, regalatevi magari una breve vacanza, qualcosa che desiderate da tanto tempo, apritevi all'esterno e divertitevi soprattutto, non rimanete invece chiusi in casa. Una piccolissima valutazione dell'ambiente intorno vi fa sentire fuori posto e a disagio, voi esaminatela. Leone, non siete convinti di come sta andando una certa situazione? Vivete di più alla giornata, spingerla dove desiderate infatti potrebbe complicarvi la vita. La curiosità vi mette nei pasticci se siete single, a forza di esplorare infatti potreste finire in un labirinto. Vergine, un senso di insoddisfazione alimenta desideri di evasione, di occasioni ne avete a bizzeffe, ma potrebbero avere un gusto amarognolo alla fine. Occhio al parcheggio all'eccesso di velocità, un'infrazione potrebbe costarvi una multa salata, quindi molta attenzione. Bilancia, con quella maestria di cui siete dotati ricomponete un dissidio tra parenti, riportando la pace e l'armonia con palese sollievo e gratitudine di tutti. Saprete suscitare grande ammirazione e simpatia in ogni circostanza, in questi giorni rispondete con spontaneità. Scorpione, anche se siete oberati di lavoro, a dir poco, ritagliatevi del tempo per un contatto ravvicinato con la natura, darà alla mente quel riposo di cui necessitate, ne sentiamo già il benessere. Mentre vi godete poi una meritata pausa, elaborate invece una strategia per evitare amici e parenti litigiosi. Sagittario, dai sentimenti all'attività tra imprevisti e intralci, oggi tutto gira al contrario per voi, ma avere amici in gamba al vostro fianco è una grande risorsa, non dimenticatelo. Per dimenticare invece una delusione effettuate un reset degli interessi, ma anche degli atteggiamenti e del look. Capricorno, l'ingresso di Mercurio nel segno dei pesci suggerisce una progressione sul piano professionale, riuscirete a trarre il meglio da colleghi e collaboratori. Visione d'insieme eccellente alla fin fine, raccogliete idee, recuperate energie e poi tirate dritti verso l'obiettivo. Acquario, notizie, inviti e nuove esperienze vi rendono dinamici, incoraggiate il bisogno di movimento, il vostro sorriso invece è a prova di bomba. Gli amici vi approvano e vi rispettano, accantonate i problemi per dedicarvi a ciò che più vi piace, provate magari con un giretto in libreria. E chiudiamo con i pesci. La luna oggi confonde le acque, mettendovi in bocca parole che non pensate affatto. Gli affari sono gestiti con eccessiva leggerezza da parte vostra, i contrattempi invece sono in viaggio. Malintesi, incomprensioni, incontri con persone del passato vi attendono, niente distrazioni quindi oggi o rischiereste pure di smarrire qualcosa di valore. Ed è tutto quindi anche per oggi dalle nostre stelle di marzo che vi augurano una buona giornata aspettando l'appuntamento di domani e buona fortuna! Radio.0, La miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0